E magari fermiamoci un po' con me sa ferrovia. E cosa fermiamo a fare? Che non sta nessuno. E mo ti faccio vedere come si fanno un sacco di gente, allora tu hai capito pure che ha fatto. Appena arriva gente sfilo portafoglio. Non signore, noi accusiamo a finire in galera, noi dobbiamo fare gli esperimenti magici. Noi accusiamo a finire in galera. Tu tieni il diavolo in corpo. E a te da brucioma. Tu sei posseduto dal demonio, e tu devi fare il suletto in capo e a cominciare, andiamo. Vira che la sa da fa. Madama! Eri una. Madama, vi sentite bene magnetizzata? Sine. E siete pronti a rispondere a tutte le mie interrogazioni? E che stiamo con questo? Siete pronta? Per forza, se no canza E magna. allora un poco di largo, un poco di largo. E che ci volesse un po' di largo mezzo po'. Non largo. Fratelli L'Italia, oh, fratelli, e fratelli vi devo chiamare perché siamo tutti figli di Dio, lavammoci il capello. Tu non ti non capisci. Ma non mi cattemo un caso in capiamo, parliamo. Bell'uomo, non è un pacchetto ma buono. Ne pengi malboro. Allora hanno un pacchetto di cammello. Ma tenga anche il cammello. E come fu contrabbandire? Ma qua contrabbandire, sembra, noi qua facciamo esperimenti magici. E poi chi mulizza in te? Simpatico, io sono maggio, e se è maggio noi siamo i maggi. Piacere San Giuseppe. Salutate la Madonna Bambarella, noi facciamo vedere alla gente quello che sparisce e comparisce. E fammi vedere che sai fa. Ah, può farmi pallucina. Madama, lo possiamo fare un esperimento a gratis? Ma perché normalmente si fa? C'è stata gente che aveva fatto. Madama, raccontate l'ultima volta che ci paghirono? L'ultima volta che ci paghiogero, l'Italia era appena entrata in guerra con la Bissina. Vabbè, partiamo dall'inferno. Partiamo dall'inferno. Allora si arriva, perché se uno parte ad arrivare, ci sta un bello salone, un grande salone, un salone chi ne c'è? Chi è il padrone del salone? O barbiere. O barbiere, no, o padrone è Lucia. È Lucia! No, è Lucifero. È Lucifero! No, Lucifero. È Lucifero Cavaralis! Brava madama! Grazie! Madama! E questo pantalone che vi vado a indicare, che cos'è? Un azzurro! Brava madama! Madama! Poi è molto difficile. E questo giovinotto che vi vado a mostrare è di sesso maschile o è di sesso femmineo? Il giovinotto è mascolo? Siete mascolo? E non so vero. Ah, poi chi si deve prendere tutto così, guardate. Vabbè, dice di sì. E allora io dico che è di sesso maschile. Allora io dico che questo è un brugno. E allora che facete ci fai, Andovino un po' a me, voglio chiedere una cosa di soldi. che c'è da pigliare, è andata sai te. E quanto mi viene a Ma fare? non lo so, non sono io, che la ragioniere essa che porto tutti i conti, facetevi i calcoli, Ma mi trovo, mi faccio pure appendicite. Sentite, noi non vogliamo prendere in giro a nessuno, perché siamo due personcine per bene. Non è la parola vostra, non è la parola mia. L'uomo che ha parola o voi che corre. Spacchiamo in mezzo, buon amici, o deciso. Senti, ti avrebbe pensato che... Come? No, diceva, Quanto? in meno, in meno, 5. saliva, l'uva, l'acero, lo strappone. Io ne voglio due. Sì, ma si sono fatto un uccello. E io che sto te? Madama, lo possiamo fare per 2 euro, chi lo che la tiene? Vuol dire che mi spremo per 2 euro. Brava Ma madama! bravo, che non gara da fanire. Si dice con conforto, madama prognosticate. Salute di cavallo, madama, Io ti svelerò il futuro nella palla magica. Ma dove vedi che non ci sta niente? E cagite che una palla. Sei un bravo giovane di onesta famiglia e ti chiami Camillo. Brava madama! Aspetta, mi chiama Alberto. Ricordatevi bene. Pure che a me non mi ricordo, non mi. Scusate, come vi chiamate? Abbetto. Si chiama Abbetto. E i cacciati. Camillo. E vuol dire che Camillo è il suo secondo nome. Brava madama! Aspetta, mi chiama Abbetto e basta. E io dico che tu ti chiami Camillo e basta. E perché? E perché alle stelle si vede che Alberto non lo piace. Vabbè, andiamo avanti. Vivete voi, vostra moglie e 4 figli. Brava madama! Qua bravi non sono sposato. Adesso, ma poi vi sposerete e avete una 3 e 4 caglie, una quaglia e 4 biglie, una biglia e 4 boglie, una buglia e 4 biglie, insomma un burdello a casa vostra. Andiamo avanti. Avete 57 anni e siete impiegati allo spazzamento. Brava madama! Aspetta, che 40 anni. Adesso, ma a 57 anni ci arriva. E poi scusate, qua spazzamento, io porto così. Adesso, ma tu poi la vai a fornire. Ridavonezza. Andiamo avanti. Morirai, perché chi si muore? Poi sono lui. Alla bella età di 87 anni. Brava madama! Un momento. 93. Brava madama! Un momento. 103. Un momento. Ma dopo 2 euro quanto cazzo saranno a capo? E
E poi il resto, perché noi teniamo pure Oriest, te lo svelerà il mio collega con la trombetta magica. E allora vita trombetta, c'ha mignare. Ma mia suona sta trombetta ridere. Ma morire la maronna, decide che faccio indovinati, tengo 5 figli. Vatti. 3 figli. Vatti. 1 figlio. Bruglio. Non gli aveva fatto l'ecografia. Io che chiama la polizia. No, madama, ce ne dobbiamo andare, stanno arrivando le forze. Oh, le sento, è forza occulta. Ha sceso le forze dell'ordine. Allucina ma Ce qui. l'ha messo? Arrivederci Camillo Alberto. Ma posso leggere la mano? Io non caccio un centesimo. No, è gratis, ci tengo. Lambres. Ah, io vedo che sarete bagnato dalla fortuna. Tu eri fa. Dalla fortuna non lo so, ma sicuramente sarete bagnati. E qua? No, tu, Ciccio! Sei tu il potiere. Veniamo. Veniate dal mago turco, man. Veniate.